Allora, Niente, la macchina si è guastata, la regata non c'era, e allora? Ora vado di premura perché siccome ho preso un lavoro che stai travagliando, Finalmente. sto facendo l'uomo di fiducia di una famiglia ricchissima. Bellissimo, commendatore reciti del paese, non so se il più ne ho ricco parlato. del paese, il più ricco del paese, sì. che giusto scherzo della vita abitava presso porta mia. La famiglia più povera era rinnovata, la famiglia più ricca stava presso porta. E quindi lei ci racconta un'avventura capitata col commendatore Sì, recito. anzi devo scappare perché siccome lei gliela pigliare all'aeroporto, col permesso del loro signore, col suo permesso io un minuto lo vado a prendere. Allora vado a prendere il commendatore Sì, recito. se no mi all'aeroporto. licenzia. lei Va capisce bene, d'accordo. io. Il signor Vado Vittorio d'accordo, Scalisi, clamoroso, vediamo che vado succede. d'accordo. Vai. Pronto? Commendatore? Commendatore, sono arrivato ora, sono già qua all'aeroporto, la macchina è messa qua fuori. Sì, sono venuto a prenderla. Sì, punto. Come? Già siete nell'autobus? Ma come? Per state chiamando il paese con l'autobus allora? Scusa, me ne posso ir io? Ah no? L'autobus che vi pigliavo di l'aereo. Ma perché se spacciavo l'aereo restavo dall'aria e vino l'autobus a pigliare, vedi? E come chiamavo l'autobus? No. Scendisto con la scaletta, di da sopra, che c'è messo? La prolunga, quando ce l'ha per mettere prolunghe? Pronto? Non sta capendo niente come al solito. Ma che senza che l'autobus sale dall'aereo? Ma che fa? Vola l'autobus, pure lei. Noi siamo arrivati adesso all'aeroporto. Siamo scesi, siamo nella sala d'arrivo, abbiamo preso i bagagli e adesso stiamo cercando a lei. Ma lei dov'è? È nella sala VIP? Lei è nella sala VIP? Litterio, lei VIP? Grazie, commendatore, ma io già vipo al paese prima di scendere. Da Fundana all'ingresso, la Fundana chi da 3 cannaggi, sì. Già VIP, grazie, mi pigliai un caffè, tutto cosa, ho fatto tutto. Sono già qua pronto per prendervi, ma non vi sto vedendo, dove siete? Non vi trovo. Ma lei dov'è? Di preciso, lei dov'è che non la vedo? Io sono qua nella sala. Ma della sala dove? Perché noi stiamo girando, stiamo aspettando a lei, ma lei non si vede, Litterio, lei deve stare in un posto fermo, Sì, che noi arriviamo e la raggiungiamo. Qual è il posto preciso, qual è? Io sono unica a scala chi da Tuna, ci sono un sacco di cristiani che aspettano l'aereo per partire, magari qua. Siamo tutti insieme. Va bene, stiamo arrivando, io nella scala ci sono passato, ma lei non c'era. E non lo so, io non mi stai muovendo da dove sono, Ma guardi commendatore. che noi siamo qua nella scala, lei dov'è che non si vede nella scala? Io stai chiamando da scaletta ora. Ma quale scaletta? Se noi siamo qua lei non c'è, Pronto? mi sta facendo Signor morire. Litterio? Sì, pronto, signora commendatrice. Senta, lei precisamente dove si trova? Io sto entrando ora nella sala grande sto salendo. Lei secondo me è un po' ritardato. No, io arrivai preciso puntuale, quale ritardato? No, allora è idiota. No, io sono paesano. Niente, è proprio mentecatto, è mentecatto. No, signora, gli atti non ne portai, lei non me l'ha detto che voleva portare gli atti. Niente gatto, signora, se non ce lo portavo i gatti, lei si immagini. Pronto? Ma dove Pronto? siete? Pronto, Niente, signora? Signor Litterio, lei precisamente ora dove si trova? Da scala chi da di sopra cacchiana. E allora si fermi lì, non si muova assolutamente da lì, non si muova. Ma che cosa sta facendo? Ma che cosa sta facendo lui? Cioè, la signora mi disse che non mi dovevo muovere di dove ero. Ma così si può trovare, si giri! Sì, scusi, Ma signora. lo posi il telefono? No, siamo qua. Non ci voleva chiudere il telefono in faccia, mi Ma dispiace. lo chiuda, lo Ma che cosa fa? Prenda qua, prenda. Vede che sono carico. Prenda le queste valigie, cose- si Prenda sbrighi. questo, prenda i pacchi in regalo, prenda. Ci sono i pacchi. Ci sono i pacchi in regalo. I pacchi regalo. I pacchi regali? Prenda questo, Sono regali? prenda questo. Grazie. Avanti. Scusi. Questi pacchi sono regali? Sì, sono regali. E a chi ci toccano i pacchi? Uno è di mia nonna, uno di sua sorella e l'altro è di Assuntina, la vicina di casa. c'è il pacco di sua sorella, il pacco di sua nonna? Sì, di sua nonna. E questo è il pacchettino piccolo? Per Assuntina, la vicina di casa. Assundina e Nanita, un pacchettino, va bene. Va bene, Allora, te prenda questa. Possiamo andare? Avanti, Sì. forza, si avvii. La macchina è messa fuori. Avanti, Va forza, bene, forza, sì. forza. Possiamo andare allora? Andiamo. Finalmente a Catania, non ci posso credere. Che dici tesoro, ce lo prendiamo un caffè? Ma certo, Un bel cara, caffè prendiamoci un italiano. caffè e poi... Litterio? Possiamo andare? Ci stiamo prendendo un caffè. Ci porti 2 caffè, grazie.
Che devo fare, scusi? Bello. Deleterio? Sì. Ci porti 2 caffè, grazie. E queste cose posso usare? Li posi, questi li posi. No, e perché poi faccio tutte cose precise, Vabbè, sai? questi li posi e poi li riprendi, li poggi a terra. 2 caffè, grazie. O perché sonanna qual è? Questo del centro. Lo lasci al centro quello. Avanti, ci prenda 2 caffè, subito. E poi ce ne andiamo. Avanti, forza. Scusi, il caffè come li vuole? Corti, lunghi, corretti, latte caffè, macchiate? Normali, espressi. 2 caffè. 2 caffè normali. 2 caffè. Avanti. Ah, che viaggio lungo e che faticoso. Che Faticoso bello, veramente. finalmente rivediamo casetta nostra. Si respira un po' d'aria siciliana, finalmente. Finalmente rivediamo tutte le nostre cose. Dopo un mese e mezzo sono curioso di sapere in villa i ragazzi come stanno con mia mamma. Che Dopo un mese, bello. commentatore. Commentatrice, qua ci sono i caffè. Grazie. 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 2 mesi che mancate, 2 mesi di viaggio. Un mese e mezzo. Un mese e mezzo. Buono sto caffè? Buono. Vi avete divertiti in questo viaggio? Sì, siamo stati in giro, abbiamo visitato tutta l'Europa, il Nord Africa, il Mediterraneo, un sacco di capitali. Un sacco di capitali. Eccoci qua. Lei Lei viaggia, invece lei. cosa ha fatto? Io ho Cosa ha viaggiato, fatto? io nella mia vita certo Sì? che ho viaggiato. A me piace viaggiare. Io sono stato 2 volte a Mirabella in Baccari. E che 2 andate a volte. fare, Mirabella? A San Michele di Ganzerria. Ma che cos'è? Viaggio quello? Una Pronto, passeggiata? maletto, Ma va bene. Una volta mi curcai magari fuori. Fuori Proprio fuori, sotto i stili. E che cosa Va c'entra bene, quello? va Che bene, c'entra? ma noi invece siamo stati in giro, noi abbiamo visto la Germania, siamo stati a Berlino. Bellina e Berlino. Berlino, abbiamo visto il famoso muro. Magari io là un muro. Sì. Quale muro? Da finestra da stanzeletto, io ho un muro a 30 cm, io sogno un murato vivo. Io. Che c'entra? Quello è un altro muro, Un altro lasci muro. perdere. Poi abbiamo visto Alexanderplatz. Alessandro è un bravo Caruso, un bravo giardiniere. E poi guardiamoci negli occhi, guardiamoci negli occhi, quelle teutoniche. Che cosa sono quelle teutoniche? Quelle case che non se ne calmano manco con terremoto, quelle, Che co- quelle quale case che hanno il tetto teutonico. Quale case tetto teutonico? Antiteutoniche. Ma quanti antiteutoniche? Le teutoniche, teutoniche. le tedesche, Le donne? le donne tedesche, bionde, belle, formose, sempre pronte e disponibili. Ci fai così di livello. Basta. Vabbè. E poi, I tetti teutonici. poi siamo stati in Spagna, a Madrid, abbiamo visto bellissimo, il Prado. Magari a paese abbiamo prati in dei pecore sarrechino. No, Prato. Infatti fanno latte. Ma che le c'entra? cose, Lasci le cose perdere. belle. Poi abbiamo visto la corrida. La corrida si La fa ancora conosce? da Spagna? Certo, Mica in violenta. Italia ti contavo che mosse corrado. E guardiamoci negli occhi. Veramente dalla nostra parte non si fa più. Guardiamoci negli occhi, guardiamoci negli occhi. Quelle iberiche, cosa sono? Quelle iberiche, che quelle cosa iberiche si arricciala uno. Quelle giornate di caldo uno si mette cagano, te arrivano le iberiche che ti arricri. No, che cosa arrivano le Un iberiche? scirocco, c'è un scirocco tramontano e iberico. Ma che cosa dice? Quel Le iberiche, il venticello, le iberiche sono le donne spagnole, le spagnole. Belle, formose, calienti, sempre pronte e disponibili. Ci fai così e quelle arrivano. Bravo! Basta. I 20, quale 20? No, basta che mi ricordavo che erano i 20. E poi siamo stati in Grecia, siamo stati ad Atene. Qua Atene. Cosa? Atene. Atene, la capitale, la città Atene. Atene, abbiamo visto il Partenone, poi si sa la Grecia è la culla della filosofia. Ma il grande Socrate, il più grande filosofo. No, quale so? Che cosa ha detto? Socrates. No, senza S. Ocrates, questo grande, Vabbè, questo grande filosofo. Comunque, Socrate, e le Socrate. elleniche? Le elleniche come sono? Come sono le elleniche? Le elleniche sono bellissime. E ogni 4 anni fanno. Che cosa? I giochi ellenici. Quali giochi ellenici? È importante che una volta si fermavano magari guerre. Ma di che Si cosa- ferma il mondo quando ci sono. Ma di che sta parlando? Le elleniche chiedono Ma quelle sono le Olimpiadi! Olimpiadi. Le elleniche, le donne, le greche, le donne greche! Belle. Belle, amore, con quello sguardo profondo e sempre pronte e disponibili! Sempre pronte e disponibili! Ci fai così e Basta. Le Olimpiadi, quale No, Olimpiadi? ma ho confonduto con le Olimpiadi invece non E le. poi siamo stati in Egitto, al Cairo, e abbiamo visto bellissimi le Sfingi. Magari a paese l'avevo, ogni sfinge tanto. No, le spingi, le spingi. Riso e miele, sfinge e spingione avevo. E poi, guardiamoci negli occhi.
Quelle piramidi. Cosa sono quelle piramidi? O le gran buttanone Che c'è? Che dici? formose con gli occhi penetranti. Le piramidi. Disponibili. Le Ci piramidi. fai così, è vero. Ma che dice? Le piramidi. Le piramidi! Le piramidi. Le tombe dei faraoni, le piramidi! Tombe? Certo! Oh, portano male. Ma che dice? Ma che cosa le sembrava? Ma la finisca. Che facciamo? Avete preso il caffè? Allora che fa, andiamo? Il caffè l'ho pagato io. Bravo, Grazie, bravo. grazie, grazie. Ce ne possiamo andare? Ma ci dica prima com'è la situazione a casa, com'è che ci racconta? Nella villa? La Tutto villa, a i posto. bambini, Tutto la bene, mamma, la villa, perfetto. tutto a posto, tutto E questo sereno. ci stava a cuore perché No, volevamo tranquillo. sapere questa buona notizia. No, tutto tranquillo. Perfetto, tutto a posto. Stanno Scusate tutti una bene, cosa. sì. Che cosa? Scordai una cosa. Che? C'è una triste notizia, c'è. Che è successo? Un lutto. Come un lutto? Non ci faccia disperare, che cosa è successo? Durante la vostra assenza un mese e mezzo Che è stato? Che è successo? è morto Papaiaggio, morto Papaiaggio. Pablo! Pablo. È morto Pablo! Ma no! Morto Ma Pablo. Pablo! Ma Pablo era la mia gioia! La gioia. Ma quello è un pappagallo rarissimo, lei lo sa, ma quello parla 5 Cinque lingue, lingue. 18 tonalità di colore! È morto. Ma no! Pablo non No! c'è Ma più. Ma poi come l'uccello di mia moglie è morto! Ma ma stai lui facendo questa moglie? Ma cosa di faceva fare? le imitazioni! Ma come? Ma Ma come lui no? lo imitava benissimo, benissimo! Ma cara mia, ultimamente imitavo ma cara mia Ma Papaiaggio. stava benissimo, quando ce ne siamo andati stava benissimo! Va È bene. morta, è Ma morta. come? Come è morto? Come? Perché la colpa è sua. Mia. Lei la prossima volta che parte a me deve dare carta bianca, ce lo deve dire alla servitù che qui comanda lui, che lui sono io, Ma perché per- io ce l'avevo che detto. Ma che cosa aveva detto? Ci disse, non ci date tutte queste polpette di carne di cavallo, 32 polpette di carne di cavallo. Ma siete pazzi! Ma 32 polpette di carne di cavallo. Cioè gli hanno dato le polpette di carne di cavallo al pappagallo! il 32. pappagallo è vegetariano! Bravo, è vegetariano, io l'ho visto mangiare solo la lattuga e basta. Ma come? 32 ma tutte queste polpette di carne? Ma chi gliel'ha dato? Difatti è mosso con una pupetta in buca. Ma chi il pappagallo? La 32esima ci iniziava la Ma lì, ma dove è la pupetta che ci Ma poteva? tutta questa carne di cavallo, chi l'ha comprata? Ma Perché? perché? Perché guarda, tutta non questa l'abbiamo carne di comprata. cavallo? Sì, accattavo, ma carne di cavallo. Non l'avete no. comprata? Era per non gittarla. Chi l'ha portata, sta carne di cavallo? Che chi ci l'ha portata? faceva? Ah, perché non ce l'ho detto? Che cosa? Mosso i cavalli, i 3 cavalli, Che cosa? i suoi cavalli. I miei cavalli, i miei 3 puro sangue, furia, tempesta e uragano! Furia, tempesta e uragano. Non è che malutempo Ma come sono morti? Ma com'è possibile? I miei cavalli! La mia pariglia di cavalli! Di È una sangue. tragedia! Ma sta scherzando? Con la scusa che mossano i cavalli, ci un da mezzo quel pappagallo che mossa la pupetta. Ma che mi interessa del pappagallo? Ma sono morti i miei cavalli, di puro sangue, pluripremiati, avevano vinto un sacco di campionati. Ma come sono morti? Come? Perché la colpa è sua, perché lei la prossima volta che partire glielo deve dire a quella, alla servitù ci deve dire comanda lui, che lui devo essere io. Ma perché? Perché? Ma i cavalli stavano benissimo, Stavano benissimo, correvano, erano correvano. felici, ma perché? Come è Perché io successo? ci ho detto, Carusi, non ce la fate carriare tutta quest'acqua ai cavalli, non ce la fate trasportare, Carusi, dal lago fino ad arrivare in collina, nella villa, ogni cavallo ci mettevano 2 fusti di 200 litri di acqua. Ma scusa, ma scusi, e i miei cavalli trasportavano 400 litri di acqua? Ognuno, Ma che cosa? tutto di salito. Ma che cosa sono? Dei muli, Bravo. erano dei puro sangue. Il cavallo che cambio e cavallo è? Ma cosa ti fa? Ma tutta quest'acqua poi? Ma io poi ci dicevo, perché? li bastonavano per farle camminare, li Poverini. frustavano. Ma quest'acqua dico perché? Perché l'acqua che Perché va dal lago alla l'acqua? collina? L'acqua perché? Che va a sciutare un fuoco, no? Per? Fuoco. Perché Fuoco. cosa? Ah, perché non ce l'ho detto? Ma che cosa? Si bruciava la villa, tutta la villa si bruciava. Ma quale villa? La sua villa distrutta. La mia villa! Siamo a senza zero, casa. precisi. Ma come Siamo zero? senza La mia casa. villa! Siamo- 9 milioni di euro valeva Siamo quella senza- villa! Anche di più. Ah? Siamo Ma senza come, casa. che cosa sta dicendo? Si bruciava tutta a dependante, a stalla, tutta, zero, magari di pietra, squagliaro, magari di pietra. Ma come la mia villa è Morto. scomparsa? Ma che sta dicendo? E tu per un papaiaggio, che Ma che mi interessa del pappagallo? Ma la mia villa come Siamo è senza successo? casa, siamo rimasti senza casa. Venne la protezione civile, ne montava una tenda per 4 persone, siamo alloggiate tutte Ma quante. come senza villa siamo Senza rimasti? villa. Ma come? Com'è successo? Ma questo Il incendio? come- papaiaggio come mosse? No, non mi interessa del No, il pappagallo! fuoco, L'incendio! come ha preso fuoco? Ah, Come ha preso perché fuoco? io ce l'ho detto, ci ho detto, disgraziate che sì, la colpa è sua, mi deve dare carta bianca. Ho capito, andiamo avanti! Ci Che dissi, succede? le candele vicino alla tenda, non ci mentite. Certo, È certo. pericoloso. Certo che è No, pericoloso. dico, va bene, a 30 centimetri. Io rapì la finestra per fare canciare l'aria, che c'era già un rimorto. Come rapì un poco di oria, spostava la tenda, pigliava a fuoco dalla tenda, spigliava a fuoco la zineffa mantovana, o pigliolo. Niente.
Ma com'è Niente. possibile? Che già a fuoco tutto così. Ma le candele poi a Ma casa? perché? Perché le candele? Dico, non può accendere una bajour. Qual è il motivo di accendere le candele? C'è la corrente elettrica, perché C'è la le corrente candele? elettrica. E come? Quando ti butto c'è tu, ma la corrente elettrica, scusa. Ma guarda, che davanti? La bara davanti al tabutto ci vuole la Ma candela. c'era no? una bara a casa nostra. C'è. Bara. Ah, perché non ce l'ho detto? Ma che cosa? Bara. E me lo vai da testa, in quel pensiero dopo pagato, mosse sua suocera. Mia Che suocera. cosa? Sì. Che è Morta successo? Sua mia suocera è suocera. morta. Che cosa è morta? Sua suocera. È lei- morta. È morta mia mamma. No, che c'entra lei? Ida, sua suocera. Tua suocera è sua madre. Sua suocera è mia madre. Ah, vero, sua madre, mosse sua Ma me madre. lo dice così, me lo dice. Ma come è morta mia mamma? Io voglio pensare dopo appaiato, cagaio. Ma com'è possibile? Ma come è morta mia mamma? È morta mia mamma. Ma poverina. E me lo dice così, me lo dice. C'era tranquilla, Stava serena. benissimo, quella scoppiava di salute, salute. cantava. Cantava. Il dispiacere a collera non ha retto al Ma dispiacere. la collera di che cosa? Ma che come... No, una che si vede muovere davanti ai nipoti che fa? No, non muore. Cioè, cosa è Quali successo? nipoti? Ma che ha fatto? I nipoti. No, niente, che è Quali successo? nipoti? Ma niente, di che Quali cosa? nipoti? Quali Beh. nipoti? Veda, io ci devo Quali dire la nipoti? verità. Io il maggiordomo ce l'ho qua. Io ci avevo fatto un buttuso dalla barca. Chiedo se non va a pescare, se comunisce se ne cala più. I carussi senza dire niente, a sorpresa non sappiano sopra la barca e se la sono portata. Arrivarono al centro dell'acqua, pa, come una pietra a fondo. Quali carusi? I ragazzi. Quali ragazzi? Giorgio. I miei figli! Sono morti i miei figli! Che dopo appaiato, non so perfetto che ci sono. Cara! Cara, ma cara, stai calma! Cara, stai calma! Cara, mi sento mancare! Calma, calma, cara! Calma, cara! Calma, cara! Commendatore. Commendatrice. Trrr. Che capisci a volerlo bene, ma fare a così per un pappaiato non è un caso.